Noi parliamo di un fenomeno particolarmente negativo per la nostra regione, che è dato dal fatto che in pochi minuti, certe volte in poche ore o in pochi giorni, vengono scaricati dal cielo volumi d'acqua che sono incompatibili con le opere idrauliche che sono state realizzate per contenerli. Che valori possiamo avere? Possiamo avere dei valori che abbiamo visto che nelle zone montane possono arrivare fino a 700 mm in 2 o 3 giorni, valori che sono effettivamente molto elevati. I massimi per queste durate lunghe si verificano in montagna. Invece per le piogge molto brevi abbiamo visto che i territori che sono più soggetti a questo fenomeno sono quelli, direi, compresi tra le province di Padova e di Vicenza, per esempio la località di Montegalda. Invece per i valori di piogge intermedi durate tra i minimi e i massimi, la concentrazione è molto forte è lungo la fascia costiera, perché lì si vengono a scontrare correnti di natura diverse, quelle molto calde e quelle molto fredde. Quindi questi sono i territori che devono essere seguiti con maggiore attenzione. Abbiamo pensato di organizzare un convegno in occasione del decennale della costituzione di Viveracqua, cioè la società consortile che raggruppa tutti e 12 gestori pubblici del servizio idrico in Veneto. Un convegno per affrontare il tema dei cambiamenti climatici, che è una delle sfide più importanti che l'umanità si trova ad affrontare, che necessita di una visione globale e di investimenti di lunghissimo termine, ma che impone anche delle misure nell'immediato. E quindi è necessario mettere a punto strumenti, approfondimenti, studi scientifici per far fronte alle emergenze climatiche che ci siamo già trovate ad affrontare in questi ultimi periodi. Il convegno ha fatto emergere alcune cose. Prima di tutto che il cambiamento climatico c'è, ma questo lo sapevamo, ma che dietro a questo c'è anche un'azione già in corso da parte della Regione Veneto su tutta una serie di pianificazioni che hanno il compito di intervenire su questo fronte. È di pochi giorni fa la notizia che i gas climalteranti in Veneto sono in calo, e questo non è un caso, e dall'altro sono state evidenziate in questo convegno tutte le opere che sono state messe in campo da tutti i vari soggetti, a iniziare dalla Regione, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, bacini di laminazione, opere idrauliche, insomma di tutto di più, e questo sottolinea il fatto che non siamo all'anno zero, c'è ancora molto da fare, ma che la strada intrapresa è quella corretta. Come soggetti del servizio idrico integrato, solo nel 2020 abbiamo messo a terra oltre 350 milioni di euro di investimenti nelle infrastrutture idriche, investimenti fondamentali per migliorare soprattutto le reti che ci servono sia da un lato per preservare la risorsa idrica, quindi con un minor spreco d'acqua, dall'altro lato ci aiutano a far fronte a questi eventi sempre più intensi, sempre più estremi sul fronte degli allagamenti, quindi interventi molto importanti di adattamento di tutte le reti. Solo per far fronte alla tempesta Vaia i gestori del servizio idrico integrato di Viveracqua del Veneto hanno messo a terra, in qualità di soggetti attuatori, oltre 26 milioni di euro stanziati dal commissario straordinario per l'emergenza. Sono sicuramente numeri importanti per opere realizzate in tempi stretti, che sono servite in questo caso anche proprio a ripristinare delle sorgenti, quindi proprio per portare l'acqua nelle nostre case. Grande timore, anche perché unito spesso ad alcuni fenomeni che